Benvenuti a Veneto in Transizione. La puntata di oggi è dedicata al benessere, ossia al vivere meglio attraverso la ricerca di nuovi stili di vita e di nuovi paradigmi abitativi come gli ecoquartieri e il co-housing. Ne parleremo con gli ospiti in studio, Don Gianni Fazzini, che è il fondatore dei Bilanci di Giustizia, un'iniziativa partita nel 1993 con 126 famiglie e oggi ne coinvolge oltre 1200 in tutta Italia. Rudy invece vive in una co-housing a Treviso e quindi inizierei chiedendogli appunto che cos'è la co-housing. La co-housing è un'idea che è nata negli anni 20-30 nel nord Europa e che adesso piano piano sta prendendo piede anche in Italia, ed è l'idea di mettere insieme un gruppo di famiglie che, condividendo degli spazi e delle risorse, è in grado di gestire lo stile di vita in una maniera più intelligente, quindi di risparmiare tempo per poter stare insieme e anche risparmiare soldi, perché condividendo gli spazi e le strutture si può mettere insieme risorse e quindi risparmiare ciascuna famiglia anche nel bilancio familiare. E nello specifico l'abitazione dove vivi tu, è un'abitazione nuova o è stata appunto riconvertita? Allora, nel nostro caso era un'abitazione nuova, per cui abbiamo progettato assieme allo studio di architetti questo nuovo borgo che abbiamo chiamato Borgo Ponte Canale, nel nome della via, ed è un grande campo da calcio, perché è più grande di un campo da calcio, che ha 8 casette dove ciascuna famiglia abita e un edificio che abbiamo chiamato Casa Comune, che invece è il luogo un po' di ritrovo del co-housing, che ha un salone, una cucina, uno spazio per l'ospitalità se qualcuno venisse a trovarci o volesse stare con noi. Ecco, sono argomenti molto attuali perché coinvolgono sempre più persone spinte dalla volontà di un cambiamento, così come i bilancisti. Don Gianni, chi sono questi bilancisti? Bilancisti sono persone che hanno intuito che davvero è un momento di transizione, come dice la trasmissione, ma hanno capito che transizione, cioè cambiamento, è fare come hanno fatto gli altinati. Io sono parroco di Altino, e gli altinati, quando hanno capito che lì non si poteva più vivere, hanno preso una decisione, hanno detto: qui bisogna ripensare una nuova città, e hanno ripensato Venezia, quindi non sono andati male. Ecco, noi pensiamo che oggi non è più possibile andare avanti come siamo andati avanti in questi ultimi 30 anni. C'è un nuovo modo di benessere da scoprire, quindi bisogna rifondare una nuova città. Infatti l'iniziativa dei Bilanci di Giustizia parte con una frase: quando l'economia uccide bisogna cambiare. Papa Francesco l'ha detto, no? Sabato scorso lì all'Expo, ha detto: questa economia uccide, però poi gli hanno battuto le mani, insomma, no? È rimasto tutto lì. Sul cambiare, cosa vuol dire? Ecco, ci sono delle famiglie che hanno intuito che mettere in moto un reale cambiamento nell'economia di casa, cioè da come si spendono i soldi, insomma, no? Poteva diventare un'avventura molto interessante, molto positiva. E nel concreto come funzionano appunto questi bilanci? Cioè c'è un vero e proprio bilancio, no? Uno strumento che aiuta queste famiglie a controllare le spese e quindi poi a risparmiare. Ma bisogna partire un momento da prima, cioè bisogna essere in 2 almeno, no? Che dicono: potremmo provare, no? A dire se magari a fare la spesa la facciamo un po' in modo diverso, no? Oppure se l'energia la utilizziamo in modo diverso. Ecco, bisogna essere innanzitutto in 2, cioè una casa, coinvolgere l'intero nucleo familiare. Il nucleo familiare, no? E la famiglia si inventa un cambiamento che può attuare durante il mese. Ma si tratta quindi di ridurre le spese o cambiare le spese? Cambiare, assolutamente è cambiare, perché che poi si traduce in un risparmio comunque, no? Perché spesso avete constatato un risparmio. Sì, ma non è questo l'obiettivo. Ecco, qual è?
L'obiettivo è quello di dormire bene alla sera quando si va a letto, perché ci si sente in pace. Cioè perché si è fatto qualche passo per essere più giusti. Essere più giusti. Allora, se vado al centro commerciale, trovo tutta la verdura, trovo tutti i frutti. Adesso posso trovare le ciliegie, che è febbraio, no? Ma sto meglio se mangio qualsiasi cosa che viene da qualsiasi posto del mondo, o invece sto meglio se mi guardo attorno la natura e adesso mangio delle meravigliose verze, mangio la zucca, cioè se sto nella stagione. Ecco, vivere la stagione con la natura è un guadagno. È falso quello che il centro commerciale mi propone di dire puoi mangiare sempre tutto, no? Allora non è un risparmiare, ma è un ricollegarmi col ciclo naturale. Mi fa star bene. E come si diventa bilancisti? Allora, si diventa bilancisti perché si fa nascere in sé così un po' di voglia di armonia, di star bene, ma di star bene davvero. E quando appunto ci si mette d'accordo a dire proviamo a cambiare, ci diamo un obiettivo di cambiamento, vediamo, un obiettivo di cambiamento può dire ma tutta questa carne che mangiamo, siamo sicuri proprio che ci faccia bene? E fa bene alla madre terra tutta questa carne che va in giro, no? E allora se decidiamo un cambiamento, durante il mese diciamo proviamo a tener conto se lo facciamo sto cambiamento, perché un conto sono i bei propositi, ma teniamo anche conto, per esempio se diciamo che mangiamo meno carne, allora tutte le volte che compriamo carne, che c'è carne che mangiamo, teniamo quello scontrino fiscale e teniamo conto e vediamo, però nello stesso tempo dobbiamo trovare l'alternativa. Allora ci informiamo sulle proteine vegetali. Hai mai mangiato i ceci con la zucca? No, mi manca. Ti manca? Capisci? Cioè trovare no, che ci sono delle proteine vegetali gustosissime, splendide, meravigliose. Allora se dico meno carne devo trovare le altre proteine vegetali, perché voglio star bene, non voglio fare la scelta. No? Funge proprio da educatore, diciamo. Gli incontri che fate sono appunto degli incontri per sensibilizzare, prendere coscienza, con un focus proprio sull'alimentazione, sullo spostamento, diciamo, degli investimenti che si possono fare, no? Con il budget familiare. Complimenti, esatto, perfettamente. Ma ecco, non è solo l'alimentazione. Uno può anche così, per un senso un po' etico, dire ma tutti sti rifiuti che facciamo? Ma perché devo portare a casa roba che ha 3 involucri di plastica, di cartone? Perché dobbiamo e poi creare il problema della raccolta rifiuti, no? Perché non possiamo vedere il modo di portare a casa meno rifiuti? Rudy, sei diventato anche tu un bilancista? No, però penso che proverò a misurarmi, perché è una sfida, come diceva, essere insieme credo sia veramente la forza, per cui partire con la coppia, la famiglia, insomma, e nella nostra realtà, visto che l'idea è quella di condividere stili di vita per stare meglio, penso che sia uno stimolo che potrebbe interessare. Ma, per esempio, se una persona è single, può comunque diventare un bilancista? È un problema, guai alla donna è già un sola, problema guai essere single. Solo, dai, è un problema. Però, ma sai, l'abbiamo risolto il problema. Ci dia un po' di speranza. Perché... Assolutamente c'è la speranza, perché abbiamo detto una volta al mese quelli di una zona che fanno queste cose si trovano insieme e si raccontano.
quello che cercano di cambiare, come cercano di cambiare. Anche il single può raccontare, ma non è più single, ha trovato un gruppo con cui camminare insieme. Quindi la coesione appunto è importantissima. È necessaria. Ritrovare proprio così la voglia di dire facciamo qualcosa insieme, qualcosa che ci appassiona, ecco, qualcosa che ci prende. È molto gustoso. E con questo cambiamento qual è poi il vantaggio? Lei aveva dato una risposta molto bella, no? Sul bene più prezioso. Che è? È quello così. Proprio, sai, è così. Ancora ce l'ho fatta anche oggi. Ho fatto un passetto di armonia verso la giustizia, capisci? Cioè questo sentirsi in armonia col mondo. Vedi, per esempio, se uno scopre e dice sì, compro il caffè, compro il tè, ma perché non posso comprare il caffè del commercio equo e solidale? E allora quando mi bevo sta tazzina di Usiri, sai, Usiri è il meraviglioso caffè che viene dal Messico, no? Mi sento collegato con le cooperative del Messico che stanno guadagnando col sudore la loro dignità. Per cui io bevo la tazzina, ma sento che loro hanno la fronte alta, hanno la schiena dritta, guardano avanti, capisci? Allora, attraverso il mio cibo mi collego col mondo. Ecco, il cibo non è solo ingoiare, ma il cibo ha un valore, ecco, per esempio, questo valore di collegarmi con chi l'ha prodotto. Ma devo sapere chi l'ha prodotto. Questo è il gusto, no? Del commercio equo, mi dà questa possibilità. Continuiamo poi a parlare di questo appassionante argomento, io però devo lanciare la pubblicità, ma torniamo subito. Ecco, stavamo parlando appunto di bilanci di giustizia, la cui finalità è cambiare l'economia nella direzione di una maggiore giustizia per le persone e per l'ambiente, dico bene Don Gianni. Ecco, ora parleremo invece di finanza etica con il dottor Milano di Banca Etica, una banca che è nata in Veneto, che ha la sua sede centrale a Padova. Benvenuto, dottor Milano. Io volevo chiederle innanzitutto cos'è la finanza etica. È un'attività economica che cerca di essere assolutamente vicina alle persone e ai territori, quel qualcosa che noi chiamiamo bene comune. Questa attività evidentemente è un'attività estremamente importante e delicata che ha a che fare con la felicità, che ha a che fare con tutto ciò che purtroppo oggi noi non vediamo. Cosa si differenzia Banca Etica dalle altre banche? Banca Popolare Etica, nata appunto nel 1999, cerca di coniugare quei principi della finanza etica, così come li ho detti prima, con un'attività bancaria in senso pieno. Di fatto Banca Etica finanzia innanzitutto tutti coloro che vengono così definiti in un certo senso non bancabili, ossia tutto il mondo del terzo settore, della solidarietà, però oggi stiamo allargando questo concetto ad una nuova strategia estremamente importante che si chiama economia civile, cioè tutto ciò che fa economia nel senso vero della parola, civile, quindi che si contrappone a incivile, cioè tutte quelle attività economiche che effettivamente cercano di portare avanti un discorso di natura economico, però anche morale, quindi di natura etica, per il bene di tutti. E come aiuta lo sviluppo del territorio la presenza di banca etica in Veneto? Badi bene che molte attività di natura pubblica, quindi dalla regione del Veneto a molte province e ai comuni, molti comuni del Veneto, sono soci di Banca Etica. Con questi enti territoriali noi colloquiamo, cerchiamo di intavolare e cerchiamo di costruire, come è accaduto in questi appunto 16 anni, una poliedricità di attività e di presenza, e quindi possiamo dire che abbiamo ben sostenuto, chiaramente nella nostra piccolezza, perché siamo una banca piccola, ma le attività del Veneto.
Bene, ringrazio Riccardo e Banca Etica. Rudy, invece ero curiosa di capire il profilo degli abitanti di questa co-housing. Allora, siamo 8 famiglie, attualmente ci siamo insediati in 6 famiglie, 2 arriveranno prima dell'estate. I profili sono molto variegati perché in realtà alcuni di noi lavorano in cooperative sociali, alcuni lavorano al commercio ecosolidale di Treviso, uno è un dipendente della Benetton, uno lavora in banca, uno è geometra, insomma ci sono degli insegnanti, sì, insomma è uno scorcio di tutte le professioni. Insomma. E cosa ti ha spinto a scegliere questa soluzione abitativa? Beh, la cosa che ci accomunava tutti è stato probabilmente trovare uno spazio dove stare meglio con i bimbi. Nel senso che siamo famiglie abbastanza giovani, insomma, perché siamo tutti intorno ai 40 anni, insomma, al massimo, 45, e con figli, perché siamo 16 adulti e 19 bambini, quindi ci hanno già superato, e l'idea di trovare uno spazio verde dove i bambini potessero crescere insieme ad altri bambini rassicurava molto un po' tutte le famiglie, insomma. Poi l'idea di condividere anche gli stili educativi, o meglio, di fare un percorso di condivisione sugli stili educativi che portasse ad arricchire ciascuno nella propria famiglia, era anche questo stimolante, e anche il fatto di obbligarci, tra virgolette, perché ci sono degli spazi comuni che ci obbligano a confrontarci su alcune cose, ci è sembrato importante perché era un po' come mettere un punto fisso da cui partire e dal quale non tornare indietro, insomma. Dopo quello che nascerà lo vedremo stando insieme, insomma. Adesso siamo ancora nella fase dell'ottimismo, per cui i bambini sono felicissimi, noi siamo entusiasti di questo, però appunto gli ideali ci sono, insomma, le cose che vorremmo costruire ci sono, poi sarà la vita di tutti i giorni che misurerà come e in che tempo riusciremo a farlo. Insomma. Il co-housing è una soluzione adottata non solo appunto da famiglie giovani ma anche da coppie di pensionati, come nel caso di Anna Maria e Bruno, che hanno ristrutturato la loro casa e l'hanno trasformata in un co-housing. Vediamo il servizio. Io sono Anna Maria, la moglie di Bruno Moro, che abbiamo iniziato questo percorso. Ha pensato di vivere insieme con altre persone, anziani e anche meno giovani e di media età, perché vivendo insieme si vince la solitudine e si vive meglio. Martedì, dopo mettiamo mercoledì. Noi avevamo bisogno anche di compagnia e ho capito che era meglio così, insomma. Abbiamo adesso 2 appartamenti occupati noi, e poi c'è sempre gente che viene. Le persone che vengono qua anche a trovarmi e stare per fare un'esperienza mi aiutano moltissimo, e se c'è qualcosa, anche non so, la dispensa da sistemare, facciamo insieme, è bello. Ecco, abbiamo visto il servizio di Bruno e Anna Maria. Don Gianni, chi volesse diventare appunto un bilancista o informarsi, come può farlo? Può farlo guardando sul sito www.bilancidigiustizia.it e trova tutte le informazioni possibili. E anche questo strumento che voi usate, che vuole spiegare appunto in cosa consiste, è possibile scaricarlo dal sito? Assolutamente, ci sono tutti i materiali, sì, sì. Però alla base c'è, io sono entusiasta di quello che ha detto Rudy, no? Perché sento che lì c'è una creatività messa in moto, no? Ecco, oggi abbiamo bisogno di questo.
il saper sognare e costruire, perché tutto ci porterebbe a guardare indietro, no? E invece dobbiamo guardare avanti, è il futuro, e nel futuro ci sono delle cose splendide che possiamo vivere. Per cui se uno vuole essere bilancista deve mettere in moto molta fantasia, no? Per esempio come quei gruppi che hanno detto il biologico, ma che bello il biologico, non mangiare più la chimica dentro alla verdura e dentro alla frutta, no? Ma chi è che si avvicina al biologico con quei prezzi che ci sono, no? E perché non possiamo fare una cosa? Ci mettiamo d'accordo e andiamo in 3 dal contadino, gli diciamo ma tu butti concime di mucca o ci butti altre porcherie sul tuo orto, e se siamo d'accordo con lui allora facciamo un gruppo che acquista direttamente dal contadino. Che sarebbero i gruppi di acquisto solidale. Il gruppo di acquisto solidale. E il contadino sta bene, sorride perché sa che c'è qualcuno che apprezzerà il suo lavoro finalmente. Ma ecco, ci vuole fantasia, ci vuole creatività, ci vuole pensare il nuovo, è possibile. E non perdere di vista anche il bene più prezioso che è il tempo libero. È vero, ma il tempo libero bisogna saperlo difendere, perché se il tempo libero me lo passo davanti alla televisione a vedere Sanremo, dove vado a finire? Capisci? Metà Italia che sta lì. Ma siamo scemi? Ma che futuro possiamo avere con gente che passa 3 ore a guardare la televisione? No, sicuramente uscendo per strada si trovano molti più stimoli. Non solo, ma ci si può trovare insieme, si può costruire le cose, no? Ieri abbiamo speso proprio 3 ore mentre facevano Sanremo a pensare al Tino come può svilupparsi e crescere, una cosa meravigliosa. Rudi, invece parlando di un altro argomento molto attuale, gli ecoquartieri. Cosa sono gli ecoquartieri? Sì, il nostro borgo in realtà nasce da questo tipo di proposta, cioè la Fiera dei Quattro Passi che si fa nella sede della provincia di Treviso e che è promossa proprio da Pace e Sviluppo e dal commercio ecosolidale. Era nata questa idea, quella di fare un ecoquartiere, quindi una proposta alle amministrazioni che avessero voluto progettare con lungimiranza e intelligenza, direi anch'io, degli spazi nella città che fossero progettati in maniera diversa, quindi più vicina a quelle che sono le esigenze delle persone, quindi con i servizi integrati, con la possibilità di condividere spazi e pensati prima rispetto a quella che poi invece è l'urbanizzazione abbastanza selvaggia che c'è nelle città. La fiera proponeva questo: città, provate a fare questa cosa coraggiosa. Non è facile che le amministrazioni riescano a inserire nei piani regolatori questi tipi di meccanismi perché richiedono tempi molto lunghi e anche azioni di coraggio. E allora è venuto fuori che invece gruppi di famiglie, che in realtà appunto sono gruppi più ristretti, avevano l'esigenza di trovare degli spazi dove fare questo tipo di esperienze. Allora il Nord Europa, che è fertile rispetto a queste iniziative, progetta dei quartieri che partono con nuclei di una ventina di famiglie, che è già tipo 3 volte più grande del nostro, certo, ma che poi si ingrandiscono talmente tanto per cui il loro potenziale gli permette di costruirsi l'asilo, la palestra, di avere il quartiere tutto pedonale, tutto ciclabile, i servizi integrati con il quartiere, e quindi cambia proprio lo stile di vita, insomma le persone possono spostarsi con una mobilità diversa, possono inquinare meno, hanno un impatto nell'ambiente infinitesimamente più basso. La qualità di vita si impenna. La qualità di vita si abbassa moltissimo e soprattutto si crea un tessuto sociale che ha una rete molto, molto forte, e questo ha una ricaduta enorme perché noi siamo giovani in questo momento, però appunto se fosse un quartiere, all'interno del quartiere poi coesistono realtà diverse, età diverse, no? Quindi esigenze diverse ma anche disponibilità ad aiutarsi diverse, e quindi chi arriva poi a diventare anziano ha un tessuto che gli permette di affrontare anche la vecchiaia in maniera più serena e con qualcuno intorno. Questa cosa era il tentativo che era nato rispetto all'ecoquartiere. Insomma, diciamo che il nostro è un borgo, quello che era forse una volta il borgo in cui nella stessa realtà abitavano più persone e condividevano gli spazi, no? E si sta un po' riprendendo questo stile. L'ecoquartiere rimane comunque un sogno, insomma, che prima o poi ne esistono? Allora, che sappia io, nella zona di Milano ci sono delle esperienze che hanno
che sono iniziate, che sono decisamente più ampie delle nostre, quindi si avvicinano a quella che è la dimensione del rione, ecco, insomma. Per cui condomini, perché a Milano insomma, gli spazi sono molto diversi, però che ospitano molte più persone, perché andando in verticale si ha la possibilità di far abitare insomma, questi condomini solidali, che poi sono più condomini, quindi sono dei rioni che hanno pensato lo spazio verde di rione, pensato alla zona di servizi attigua, e quindi insomma facilitano quello che è questo tipo di esperienza. Però diciamo che sono poche isole, sono felici ma poche isole. Ancora una volta invece all'estero queste realtà esistono. Diciamo che da noi è arrivata un po' dopo, insomma, allo stesso tempo vediamo che però si sta diffondendo in maniera abbastanza adesso proficua, perché c'è tutto da guadagnarci. Sì, c'è tutto da guadagnarci e questo si vede, insomma. Poi anche il semplice passaparola delle esperienze contamina, per cui anche il coraggio di cui parlava prima Don Gianni, di iniziare a fare le cose, comincia a diffondersi, perché poi i frutti si vedono, no? Chiaro che serve qualcuno che parta per primo e non siamo stati noi, però poi quando si vedono i frutti provare diventa contagioso, insomma, e quindi probabilmente la cosa prenderà piede. Bene, ringrazio i nostri ospiti, Rudy e Don Gianni, che con le loro testimonianze ci hanno sicuramente offerto degli spunti di riflessione importanti. Io vi do appunto solo una cosa ancora. Mi pare che lì c'è una rete sociale che si fa fisica, no? Con i bilanci di giustizia si può fare una rete virtuale, e a Altino si può vedere come si può cominciare, andare a vedere sul sito le vie Altino, lì si può capire come si può cominciare. Da domani diventiamo tutti dei bilancisti. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.